Che tensione. Forse vinco per Zugzwang. Cavallo D5, deviazione. Se ce l'abbiamo quasi fatta. Donna. Buongiorno a tutti, proviamo oggi a fare una partita con un po' più di tempo, 2+1. Anzi, 3 minuti. Vediamo un po' cosa succede. O 3+2 anche potrebbe essere. Tac, 3+2. Proviamo a sfidare qualcuno. Vediamo chi accetta. Ok. Ora 3 minuti più 2. Ok, giochiamo cavallo F3, no? Giochiamo mosse semplici. So, cavallo F3 lo facciamo pensare, non definiamo ancora bene in che struttura vogliamo giocare. Ora non so perché ho aspettato 10 secondi. Ok. Ora avete giocato di 5, giochiamo di 4 a questo punto. Ok, cavallo F6, ora giochiamo il cosiddetto gambetto di donna, no? Non è male il gambetto di donna. Ok, C6, a questo punto ho giocato la slava. Cosa giochiamo contro la slava? Giochiamo il cavallo D2, che è una variante interessante. Vediamo un po' come reagisce. Ok, giocato G6. Va bene, noi giocheremo con E3. A questo punto il mio piano potrebbe essere B4, alfiere B2, alfiere 2, arrocco, A4. Provare un pochino a espandermi nell'ala di donna. Perché no? Io ho giocato A6, va bene, giochiamo alfiere B2 adesso. Sì, un pochino di espansione, no? Nell'ala di donna. Non dovrebbe essere male. A questo punto arrocchiamo. Sì, non so bene come sia tutto questo. Probabilmente ora si cattura in C4, metto la premu, no? Per prendere. Penso che il bianco non stia male, no? Ok, a questo punto proviamo magari a incrementare un po' la pressione, magari, non so, magari potremmo provare a creare un po' di pressione contro D5, no? Magari se non fa nulla, si dimentica, no? Possiamo... È detto che un pedone può essere una linea guida molto utile a volte. Ok, a questo punto dovrà difendere D5, no? O catturare in D2. Comunque dovrà prendere una decisione. L'alfiere in F5 è attivo, però a volte potrebbe avere problemi di mobilità. Sono attivo nell'ala di donna, a volte potrei provare a giocare con B5, il mio alfiere in B2 contrasta l'alfiere in G7. Per ora non mi lamento. Cioè, non è che sia male nemmeno la sua posizione, no? Però probabilmente ho avuto posizioni peggiori. Ok, lui ha giocato cavallo B6. Ora facciamo così. Se facessimo prendere una decisione, adesso potrei prendere in D5 anche, perché potrei prendere D donna, però potrei giocare A5, no? Attaccandogli il cavallo, fargli decidere un po' cosa fare. Ma penso che anche giocare C per D possa non sia malissimo, o mantenere il gioco fluido anche. Allora, su C per D sarebbe un po', l'idea sarebbe un po' quella di scaricare, no? Un pochino la tensione. Giochiamo C per D, perché vediamo un pochino come reagisce il nostro avversario. Non so se magari nei suoi piani voleva prendere di donna. Boh, un po'. A lui la scelta, no? È bello passare la palla all'avversario, stare tranquilli. Mentre vediamo se vuole una struttura simmetrica, se vuole una struttura un pochino più complicata, un po' più complessa. Forse potrebbe giocare donna per D5 anche, che non è male. Vediamo un po'. Donna per D5. Però, davvero ho giocato donna per D5. In realtà confesso che non me l'aspettavo, perché mi sembra che posizionalmente stia un pochino peggio. Che adesso continuiamo a sviluppare i pezzi, per esempio torre C1, no? Torre sulla colonna aperta, se catturo, poi il cavallo navigherà verso migliori lidi, per esempio la casella in C5. In questo dovrebbe essere leggero vantaggio bianco, poi ovviamente si è sempre in tempo di perdere, no? Però per ora la posizione è ok, per il cavallo si può attivare. Ad esempio C5 dovrebbe essere una buona casella. Ora parlo così, magari mi dimentico di qualche dettaglio, no? Qualche, come il pedone in B4 che magari risulta indifendibile, con conseguenze spiacevoli, però vabbè, il dado è tratto, no? Come disse Giulio Cesare, ormai non possiamo farci nulla. Ok, ora prendiamo di torre o di alfiere. Anche prendere di alfiere potrebbe non essere male, in modo da evitare potenziali inchiodature. Prendiamo d'alfiere, ok, ora abbiamo pressione su C6, però potremmo avere un piccolissimo vantaggio, un minuscolo vantaggio, no? Perché è una struttura migliore, non abbiamo debolezze, ok.
Adesso torniamo indietro, per esempio perché l'alfiere è in presa, no? Credendo nel materiale non vogliamo, no? Ovviamente regalargli l'alfiere, possiamo tornare in E2 o in F1, andiamo in F1 magari o in E2, non so. Non si può perdere tempo su queste cose. Poi si paga il tempo che si perde. Ok, a questo punto non so cosa vorrà fare, torre C8, sì, lui è un pedone passato, ma è un centro molto solido. E adesso continuiamo a semplificare la posizione. Il cavallo si passivizza, ok, ora potrei provare a mettere in marcia il mio centro, poco a poco, E4, F3. Ovviamente, qualora stessi meglio, sarebbe un vantaggio microscopico. Non so cosa direbbe il motore, sarebbe interessante. Dopo consulteremo chi preferisce. È interessante capire se valuta questo motore più come una forza che come una debolezza. Io penso che la valutazione dovrebbe essere leggermente migliore per il bianco, anche se ovviamente non posso avere la sicurezza al 100%. Ora secondo me dovrebbe giocare il cavallo di 6 per ostacolarmi E4, come non detto. Giocato fiere C2. Non so bene perché ha giocato il fiere C2. Boh. Se mi espandessi con E4 per scacciare un pochino il suo cavallo, oppure magari potrei attivarmi con cavallo C5, vediamo. E4 non sembra male, no? Poi F3, poi provo ad avvicinarmi poco a poco, no? Vediamo. Ok, E4, no? Abbiamo detto E4. Non è impresa, no? Ok, importante. Ora giochiamo F3. L'idea potrebbe essere attivare il re, no? Lentamente. Tutto difeso, magari l'alfiere poi lo mettiamo in C3 per attaccare il cavallo. So, non dovrebbe essere male. Ok, abbiamo poco tempo, però stavolta c'è l'incremento che accorre in nostro soccorso, in nostro aiuto, ok? A questo punto attiviamo il re, no? Bisogna sempre attivare il re nel finale se si può. C'è da dire, anche la sua posizione non deve essere, non è male, ma nemmeno la nostra. Ora vediamo cosa avrà in mente, cosa starà pensando. Forse cavallo di 3 scacco potrebbe essere fastidiosa, magari ci fa tornare indietro. Ok, a questo punto ho un'idea, proviamo a cambiare l'alfiere, campo scuro del nero. Però giusto per vedere cosa fa. Ora 18 secondi. Ok. Ora, ok, gioca in questo modo. A questo punto proviamo, no, ad attivarci. Poi re E3, no? Ok, a questo punto proviamo ad attivare il cavallo, no? Dicono che attivare i pezzi sia importante nei finali. Proviamo a spingere i pedoni, proviamo a guadagnare un po' di spazio in quest'ala. Ok, magari sto facendo sciocchezze. Vediamo, cavallo centralizzato. Insomma, magari potrei cercare di invadere F5 un giorno. Ora anche noi abbiamo poco tempo. Per cosa giochiamo? Cavallo B3? Cosa devo fare? Sì, effettivamente il tempo non è molto, no? A questo punto aspettiamo, mossa d'attesa. E6. Ok, vediamo se riusciamo un po' a fregarlo qua. 3-3. Ok, è attivato. Non c'è molto tempo, qua bisogna essere bravi, no? Ad agire velocemente. Cavallo di 2. Ok, sta giocando bene. Sto perdendo un po' il filo, ma a volte è difficile mantenere il filo del discorso con 8 secondi, no? Perché il tempo poi può essere... Andiamo a inseguire il suo re. Tac! Ora magari attiva il suo re e ora magari attacchiamo i 6. Continuiamo a inseguire il re, rischiamo? Sì. Ok, come non detto. Andiamo da questa parte, almeno vediamo se vuole la patta o no. Si vuole la patta. Rischiamo il tutto per tutto? Sì, dai. Non mi piace rischiare, però a volte rere il proverbio chi non risica non rosica. Ok, giocato così. Va bene, cavallo qui.
Ora non so se è tutto sotto controllo. Devo muovere per non perdere il tempo. Oh, cavallo C4 poteva essere buona. Andiamo qua. Cavallo C4. Andiamo. Cavallo C6, il pedone è caduto. Un pedone. È caduto il pedone. Oh, il mio cuore ora. Può riposare in pace. Ok. Vediamo come continua sulla partita. Ok, adesso cerchiamo i cambi di pezzi, cerchiamo le semplificazioni ora che abbiamo più materiale. Vediamo se riusciamo a vincere. Ok, ora proviamo a semplificare anche i cavalli. Ok, ora F4. Vediamo un po' come va a finire. Ok, E5. Non so. Spero sia buono. Forse no. Ok, a questo punto proviamo a fare un giro con il cavallo. Ok, ora vuole infastidirmi da lì. Che nervi. Ok, tre qui. H5. All'F4. Andiamo da questa parte. Di qui. Di qui. Re di 6. Vediamo se va tutto bene. Ok. A questo punto. Re di 7. Che fare ora? Andiamo a perdere. Non ho tempo. Andiamo da questa parte. Ok. Tac. Non so se è buona. Non c'è tempo. Ora ho dei pedoni passati. Tac. E 6. A questo punto re. Dove? G8. Quasi fatta. Quasi. Riusciremo a vincere. Scacco. Qui. Che nervi davvero. Che tensione. Forse vinco per Zuzwang. Cavallo D5. Deviazione. Se ce l'abbiamo quasi fatta. Donna. Ok. Però riusciremo a vincere questo finale che è ostico. Abbandonato. Anche questo finale è ostico, ok? Siamo riusciti a vincere questa partita che a un certo punto ha perso il senso logico. Possiamo vederla velocemente. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. L'apertura non era male. Vediamo cosa ci dice il motore. Per ora tutto bene, sì, una partita insulsa, no? Non so perché è tornato indietro. Una partita insulsa, perché molto posizionale, non è successo nulla. Donna per D. Ora il motore dice sempre leggero vantaggio. Qua B5, 2 punti di domanda. Cosa bisognava fare? Forse cavallo C5, forse? O che altro? Cavallo C5 è interessante per andare a prendere il pedone. Perché B5, 2 punti di domanda? Quindi il motore non condivide la mia valutazione. Il motore pensa che sia meglio per lui. Ok, interessante, no? Non so perché, però il motore di chess.com crede che il pedone in B7 sia forte. Va bene, ne prendiamo atto. Mi piace di più il bianco. E poi ovviamente se gioco contro il motore perdo. Ok, qua dice che è pari, sì. No, qua mi sentivo bene, era più avanti che invece penso di aver perso un po' le redini del gioco. È 3. Qua re di 4, ovviamente centralizzare il re, non sto dicendo centralizzare il re, centralizzare non lo facevo, quindi bisogna anche mettere in pratica i precetti che uno dice. Qua vediamo un po' com'è andata. E qua re F2, no? Ah sì, ma qua stavo già passando, no? C'erano 10 secondi a testa, no? Si giocava per l'incremento. E qua il giro tondo dei cavalli, non è successo nulla fino a che ha perso il pedone. Meno male che ha spinto il pedone fino a perderlo, è andato proprio in E7. Ahimè. E ora ho cambiato i pezzi. Sì, ora non so se si vince o no. Probabilmente lui è stato molto vicino alla patta. Probabilmente questo finale deve essere patto, ma girando si ruba, no? Con poco tempo.
G5. Non so se è buona. Ah, forse il motore preferiva prendere il pedone in E6 così. Non lo so. Io volevo giocare G5, ma penso che è vinta, no? G5. No, secondo il motore non è... Ah no, il motore dice più 2, no? Anche questa è vinta. Gli ho giocato cavallo G4, errore. Presa. Ora deve sbarazzarsi di 2 pedoni. Se sacrifica il cavallo su 2 pedoni vince, ma qua è 7. Ora se gioco E8 è patta, no? Perché sacrifica il cavallo. Però cavallo E6. Ah, potevo fare subito cavallo E4, potevo fare subito la deviazione. Che stupido. Ho giocato questa cavallo C7, però che alla prossima, qualunque cosa fa, gioco cavallo D5, no? Deviando. E poi si vince, no? Perché qua donna contro cavallo, in realtà ci sono ancora qualche difficoltà tecnica, ma dovrebbe essere vinto. Ok, spero che questa partita, nonostante le valutazioni sbagliate e qualche errorino, vi sia piaciuta e speriamo di vederci presto con qualche altra partita magari giocata un po' meglio. Alla prossima!